69 migranti, tra cui 17 libici e 53 tunisini a bordo di una piccola imbarcazione, sono arrivati fino a Ventimiglia dalle coste siciliane tra Gela e Licata, prima di essere intercettati e bloccati da una motovedetta della Guardia Costiera italiana. I migranti sono stati trasferiti a Lampedusa e quanto prima, secondo il ministro dell'Interno Matteo Salvini, saranno rispediti nelle prossime ore trattandosi di 90 clandestini. Al momento nessuno può sapere se sono richiedenti asilo, rifugiati o migranti economici e le procedure di rimpatrio, qualora sia possibile, potrebbero durare diversi mesi per il fatto che l'Italia rimane in grande ritardo nella conclusione degli accordi di estradizione. In un Twitter il ministro dell'Interno Salvini ha scritto: in Italia si entra rispettando le regole, siamo già al lavoro affinché i 90 clandestini arrivati oggi a Lampedusa vengano rispediti a casa nelle prossime ore. Qualcuno nutre perplessità sulle nazionalità dichiarate dai migranti alle forze dell'ordine italiane. Spetterà alla squadra mobile stabilire se i migranti diranno o meno la verità sulla loro nazionalità e solo successivamente, dopo le procedure di identificazione, verrà stabilito come e quanti dovranno essere rimpatriati. Il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello ha sempre detto, e lo ha confermato, che il porto di Lampedusa è sempre aperto. Se da un lato i migranti continuano ad arrivare sulle coste italiane, la nave dell'ONG tedesca SEAIE è ancora in mare dal 3 aprile scorso attorno all'isola di Malta, in attesa che qualcuno in Europa decida di accogliere le 62 persone ad una settimana dal loro salvataggio. La Commissione europea, su richiesta dell'Italia, Malta e Germania, sta cercando di facilitare negoziati tra gli Stati membri e soprattutto su chi debba accogliere i migranti, finora senza risultati.